Carabinieri importunati e aggrediti verbalmente da alcuni sbandati in centro a Mestre, proprio nel cuore della città, tra Piazza Ferretto e Piazza Barche, alle panchine di via Fratelli Rondina, occupate da gente senza fissa dimora, alcolizzati e tossici, tra cartoni di vino e bottiglie di birra a terra. Sono le 16 e l'ultimo sabato pomeriggio di fine luglio. Soltanto 11 secondi di filmato girato da una telespettatrice con il telefonino, in cui si vede chiaramente quanto i militari con le due gazzelle fisse in presidio tentino di arginare le ire alcoliche o forse di altro ancora dell'uomo con la maglietta gialla e del ragazzo proprietario dei due cani sempre alla sinistra del filmato. Non filmare però, intima nel frattempo un terzo ragazzo, la nostra telespettatrice. Siamo a due passi da dove, a inizio settimana, il comune, per fronteggiare l'emergenza degrado, ha fatto rimuovere le panchine di via Zorzetto. Oggi sulla questione sicurezza in città interviene Confesercenti. Cittadini e commercianti pretendono programmi, non la cura ai sintomi del degrado, dice. La questione panchine è un problema che si è sviscerato in questi giorni. Io sono dell'idea che bisogna pensare alla qualità della città, alla vitalità della città, come dicevamo prima, e non ci sarà più bisogno di rimuovere le panchine. Una città senza panchine non pensa alla socialità anche di chi invece ha necessità di ritrovarsi chiacchierando seduto, alle famiglie con bimbi in pausa gelato durante una passeggiata, agli anziani. È chiaro che se non si risolve in altro modo, capisco le istanze di chi vive quella zona e vede tutta una serie di situazioni negative favorite dalle panchine, comprendo benissimo, però bisogna cercare di evitare questo se possibile, intervenendo anche nel breve termine in maniera diversa. Insomma, meglio pensare a rivitalizzare la città con iniziative partecipate da turisti e residenti per non lasciare la città stessa in mano a chi, per scelta o per destino, si trova a vivere nel degrado, così sempre Confesercenti. Quindi tutte quelle persone che vivono gli alberghi per andare sostanzialmente a Venezia o si muovono a Mestre per affari, bisogna cercare di veicolarli nel centro cittadino della terraferma.